Nord-Est. Maxi operazione contro lo spaccio di droga nell'area di Via Piave a Mestre, oltre 500 agenti in azione, perlustrazione negli edifici, strada bloccata, 40 indagati. Ci sarà anche la badante di condominio nelle nuove case comunali destinate agli anziani ad Altobello. Il bando è aperto, consegna entro fine anno. Rapporto sadomaso tra un imprenditore veneziano e il suo amante termina nel dramma. Il primo finisce quasi strangolato e grave, il secondo è accusato di lesioni volontarie. Sequestrati 2 quintali di surgelati tra pesce e carne, nei guai un ristoratore etnico di Sandana di Piave, contestate multe per 8.000 euro totali circa. Pesanti le sanzioni comminate dalla polizia locale a 5 turisti protagonisti dei tuffi in Canal Grande, ma i veneziani chiedono più severità e pene esemplari. Il pluripremiato regista Pupi Avati ha scelto il Polesine per girare il suo ultimo film, il primo Chuck, il 23 luglio. Presentata la campagna abbonamenti della Reyer, il presidente Casarin fiducioso dopo l'annata che ha visto perdere lo scudetto dal petto, pronti ad una nuova grande stagione, dice. Telespettatori di Antenna 3, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali in diretta. Dunque, l'avete sentito dai titoli in apertura, il blitz della polizia a Mestre nel primo pomeriggio tra via Trento e via Monte San Michele, in zona stazione dei treni per intenderci. Chiusi 3 negozi. Allora, vediamo com'è andata nel nostro primo servizio. Oltre 500 agenti distribuiti tra la zona della stazione, l'ex ospedale Umberto I e Villa Querini. Volanti, camionette, l'elicottero, sirene. Questo lo scenario nel primo pomeriggio a Mestre. Una forte azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti su cui il questore aveva annunciato un imminente giro di vite nei giorni scorsi. Traffico bloccato tra Viale Stazione, Via Trento, Via Monte San Michele, Via Piave. Controlli anche all'interno della stazione. Soddisfatti i residenti e commercianti della zona che da anni ormai denunciano una situazione invivibile. Non ci sono parole. Non ci sono parole. Lo aspettavamo da giorni, da mesi. Da quando è venuto il prefetto, sai che venne. Se ne hai visto quando sono arrivati? È bella, bella. Cioè c'è un fuggi dei soliti che fanno, sai. Ma loro l'hanno preso sotto gamba, loro si credevano che la solo era cosa, le prendo i documenti, sai, vanno via. Si stanno capito che adesso gli fanno il foglio di via. Cosa ti aspetti? Poi ci sono mesi e mesi di indagini e spero qualcosa di bello, insomma. Spero qualcosa di buono, ma più che altro per le persone, che era una desesperazione. Stasera i tossici saranno un po' preoccupati perché non sanno dove andare la roba. Speriamo che se ne vanno in qualche altro paese. Le investigazioni hanno portato all'emissione di provvedimenti restrittivi a carico di cittadini nigeriani ritenuti responsabili a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, riciclaggio e di diversi decessi per overdose registratisi negli ultimi 9 mesi a Mestre, nonché lesioni personali conseguenti ad altre cessioni. Una quarantina le persone ricercate, alcune catturate nei primi minuti del blitz, altre si sono date alla fuga. Chiusi su ordine del questore 3 negozi di alimentari considerati punto di riferimento per i pusher. Sonali Italia, Ma Italia, Asian Africa Market. Sul posto anche l'assessore comunale alla sicurezza. Questa è anche una risposta ai tanti cittadini che in tutto questo tempo, possiamo parlare di anni, chiedevano fortemente. Sì, con i quali ci siamo interfacciati anche molte volte cercando di stargli particolarmente vicino, l'abbiamo fatto con tante attività anche con il nostro corpo di polizia locale, diciamo che il tema era un tema molto complesso e speriamo che questo sia finito e questo porti finalmente alla giustizia tutti coloro che fino ad oggi qui hanno pensato di poter delinquere tranquillamente nel nostro paese. Mi preme più di tutto dire un forte grazie a tutti gli uomini dei vari corpi di polizia perché sono rimasti per lungo tempo impegnati in diverse attività per niente facili, ma mi sembra che il risultato al quale stiamo assistendo sia particolarmente evidente e significativo in chiave positiva. E anche nell'auspicio che su via Trento piuttosto che via Monte San Michele riprendano anche attività regolari, normali e quindi la gente, il
cittadini residenti tornino a frequentare con serenità le proprie strade. Dal degrado sociale all'aiuto sociale, con l'arrivo della badante di condominio nelle nuove case comunali destinate agli anziani ad Altobello. Siamo sempre a Mestre. Vediamo. Finalmente parte il progetto Condominio Solidale, un condominio di 36 alloggi, di cui 8 riservati a nuclei con persone disabili e tutto il resto per anziani autosufficienti, che avranno anche la possibilità di avere dei servizi comuni, con la presenza anche importante di 3 assistenti familiari che a turno saranno presenti nel condominio. I nuovi alloggi dovrebbero essere consegnati tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 nel lungamente atteso complesso di edilizia residenziale di via Fornace ad Altobello. Quella che viene chiamata colloquialmente badante di condominio garantirà la sorveglianza agli anziani in caso dovessero sentirsi male e potrà dare una mano per le necessità di tutti gli inquilini del palazzo. La volontà forte che vogliamo dare a questo intervento è quello di rallentare il più possibile l'ingresso nelle case di riposo, quindi tenere l'anziano il più possibile nella sua casa e affiancandolo con i servizi che l'amministrazione comunale può mettere a disposizione. Quello delle persone fisicamente lì, le assistenti familiari, ma la rete intera dei servizi che il Comune di Venezia offre agli anziani e ai disabili. Il palazzo si trova all'interno del cosiddetto Campo dei Sassi, parte del più vasto contratto di quartiere i cui lavori sono proceduti a rilento tra mille difficoltà, soprattutto a causa dei ritardi di Ater. Subito dopo il bando per gli inquilini, aperto fino al 4 agosto, vi sarà quello per selezionare le assistenti familiari, 4 persone in tutto che si daranno il turno per garantire una presenza H24. È un condominio sperimentale a Venezia, sperimentale anche in Italia. Il bando per iscriversi alla graduatoria è appena uscito, quindi gli interessati, siano essi nuclei con anziani autosufficienti o nuclei disabili, possono fare una richiesta e essere messi appunto in graduatoria, che verrà resa pubblica poi a settembre. La cronaca oggi ci racconta di una violenta aggressione ai danni di una 45enne di Mestre, scippata e trascinata per diversi metri dal bandito in auto. Attimi di paura nella notte tra domenica e lunedì a Mestre in via Camarcello. Una 45enne a piedi è stata pedinata fino all'uscio di casa da un uomo in auto che prima di farla entrare è sceso strappandole la borsetta e fuggendo. La donna non ha mollato la presa ed è stata trascinata per alcune decine di metri finché è capitolata al suolo, riportando contusioni alle mani, alle braccia e alle gambe. Quando sono giunti sul posto, gli agenti di polizia l'hanno trovata in stato di shock, anche se è riuscita a raccontare l'accaduto. All'interno della borsa, oltre ai documenti personali, c'erano circa 30 euro. Ora la polizia sta indagando per cercare di identificare il responsabile, sebbene ci siano pochi indizi. La mancanza di impianti di sorveglianza in zona, inoltre, impedisce alle forze dell'ordine di poter ricorrere alle immagini registrate da eventuali occhi elettronici. La donna è stata portata all'ospedale All'Angelo, dove l'hanno sottoposta ai primi controlli per scongiurare eventuali traumi interni a seguito della caduta sull'asfalto. Adesso a San Stino di Livenza, dove caccia aperta al pirata della strada che questa mattina, mentre era alla guida di una Panda, ha provocato un incidente con 4 feriti lungo la strada metropolitana che porta a Caorle. Erano da poco passate le 9 del mattino, appunto, quando una BMW con 3 persone di San Vendemmiano, in provincia di Treviso, a bordo, viaggiava in direzione mare. All'altezza della zona industriale il conducente ha tentato il sorpasso di una Opel condotta da una donna di Varese, trovandosi però una Fiat Panda che pare stesse svoltando verso sinistra. Inevitabile l'incidente dunque, nel quale la BMW e la Opel sono volate letteralmente nel fosso. Il conducente della Panda si è invece allontanato verso San Stino. Tutti e 4 sono stati portati in ospedale a Portogruaro. Adesso la storia di un rapporto finito quasi nel dramma, è un rapporto sadomaso, un rapporto a luci rosse tra un imprenditore veneziano e il suo amante, che è finito in modo tragico, come detto, con il primo che è finito quasi strangolato ed è grave in ospedale, il secondo è accusato di lesioni volontarie. Lui, 59 anni, insospettabile imprenditore veneziano con moglie e figli, è ricoverato in serie condizioni all'ospedale di Padova e rischia danni cerebrali permanenti. Il suo amante, un 35enne salernitano, è stato arrestato con l'accusa di lesioni volontarie.
Sono i protagonisti di un episodio di sesso estremo sadomaso consumato a Padova e nel quale il 59enne è finito quasi strangolato con una cintura di cuoio al collo e un asciugamano a coprirgli la testa. Una tragedia sfiorata per un soffio, ma il dramma resta, viste le complicazioni per la prolungata mancanza di ossigeno sofferta dal 59enne. I due sarebbero stati partner occasionali, conosciutisi in chat, e l'episodio, stando alla ricostruzione degli investigatori, sarebbe avvenuto durante un incontro nel quale era stata consumata molta droga. La procura indaga per capire la dinamica del fatto e verificare quanto l'imprenditore fosse consenziente nel gioco erotico, anche se il fatto che l'amante abbia cercato di praticare una tracheotomia rudimentale con una forbice per salvarlo indicherebbe la natura incidentale dell'evento. Quando i soccorsi sono arrivati, il 35enne era sconvolto per il gioco erotico finito in questo modo. Per lui, arrestato, è stato disposto l'obbligo di dimora. Alimenti scongelati e poi ricongelati in un ristorante. Sequestrati 173 kg di prodotto ittico e 25 kg di carne varie con sanzioni amministrative da pagare per 8.000 euro. Questo è il risultato di un sopralluogo scattato lunedì da parte del Centro regionale di controllo area pesca della Direzione Marittima di Venezia e della Capitaneria di Porto. Nel mirino dei militari è finito un ristorante etnico di Sandona di Piave. L'operazione è stata condotta con la collaborazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo. Sarebbero stati individuati vari quantitativi di pesce, privo della necessaria documentazione di etichettatura e di tracciabilità, impossibile risalire di conseguenza alla filiera. A ciò si aggiungerebbero prodotti confezionati scaduti e alimenti scongelati, come già detto, e ricongelati, pratica come noto vietata. E sono state pesanti le sanzioni comminate dalla polizia locale a 5 turisti protagonisti dell'ennesimo tuffo in Canal Grande, ma i veneziani chiedono più severità e pene decisamente molto più esemplari. Vediamo. Nonostante le multe non manchino, continuano i tuffi dai ponti in Canal Grande, un fenomeno sempre più fuori controllo durante questi mesi estivi. L'ultimo episodio risale a domenica sera, quando 5 turisti si sono lanciati in acqua da un barcone proprio sotto il ponte degli Scalzi. Raccolti dalla polizia municipale sono stati pesantemente sanzionati, ma secondo i veneziani troppo spesso questi comportamenti rimangono impuniti. Penso malamente, perché io quando vedo le persone scomposte glielo dico, ha capito? Dico, siete a Venezia, non siete al mare, ma la mia voce conta poco, perché ho visto che sono rimaste lì lo stesso, teoria e poesia. Quelle sono cose che devono essere punite, subito, multe grosse, e scriverlo, far propaganda, che Venezia non è in vendita. Pagare subito. Certo. Dovrebbero bere meno, prima cosa, bere meno e far meno i radassi, gli spacconi, perché prima o poi qualcuno ci rimetterà la pelle lì. Credo siano eccessivamente esibizionisti e l'esibizionismo è una caratteristica umana. Ci vorrebbero più vigili forse per dargli la multa, perché c'è troppa libertà di tutto. Pensano che qui sia tutto permesso, perché vedono che si può girare in mutande, che si può fare questo, quello, tutto quanto. Non c'è con sorveglianza, non c'è un vigile, non c'è. Spero soltanto che si prendano una bottarella, scusi, perché è una cosa che non si deve fare. Le dirò che ai miei tempi si gettavano dal ponte di Santa Margherita, faceva i tuffi. Una volta si buttavano giù nel ponte per fare il bagno. Lo facevano anche i veneziani? Esatto, ma tantissimi anni fa. Ma era tutta un'altra acqua anche, oltretutto. Si prendono anche una malattia, non lo sanno? E torniamo ad occuparci dei vaccini, perché anche in Veneto, come in tutta Italia, a partire da oggi, 10 luglio, sulla base della specifica circolare emessa dai Ministeri della Salute e dell'Istruzione, i minorenni indicati negli appositi elenchi alle voci non in regola con gli obblighi vaccinali non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento, non ha presentato formale richiesta di vaccinazione, potranno essere ammessi alla frequenza delle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, sempre che i genitori o affidatelli
notario o tutori che siano, avranno presentato una dichiarazione sostitutiva che attesti l'effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall'anagrafe regionale, oppure la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite purché presentata successivamente al 10 giugno scorso. La circolare ministeriale evidenzia ancora nelle indicazioni operative la differenza tra regioni e province autonome dove non è stata istituita un'anagrafe vaccinale, quelle tra le quali il Veneto, presso le quali invece l'anagrafe vaccinale informatizzata esiste. C'è da ricordare che in Veneto è anche l'unica regionale, rendendo possibile così seguire una procedura semplificata. Questo per quanto attiene alle ultime normative in materia di vaccinazioni. Torniamo tra poco a parlare dell'ultimo CHAC, il nuovo CHAC di Pupi Avati, e lo facciamo dopo la pubblicità. Eccoci tornati in onda in diretta con l'informazione veneziana dei notiziari di Antenna 3. Come vi avevo anticipato poco fa, torniamo a parlare di un delitto nel profondo nord-est tra atmosfere noir e gotiche. Un delitto è avvenuto in quelle di Rovigo con il casting del nuovo film di Pupi Avati tratto dal suo romanzo Il Signor Diavolo. Abbiamo incontrato il regista e autore, vediamo. Il grande regista bolognese Pupi Avati è a Rovigo per il casting del suo nuovo film Il Signor Diavolo, tratto dal suo omonimo romanzo. A Palazzo Ceglio, sede della provincia, si sono svolti i provini per scegliere 3 giovanissimi protagonisti. Lunghe ore di attesa e di emozioni per poter recitare diretti dal maestro di una gita scolastica che nel Delta del Po aveva già girato La casa dalle finestre che ridono e Le strelle nel fosso. Il cinema adolescenziale col quale noi abbiamo cominciato negli anni 60, remoti, alto medievali, era un cinema gotico, un cinema nero, un cinema de paura, come dicono a Roma. Ecco, la suggestione, il piacere, anche perché non lo fa più nessuno, cioè in Italia che c'è stata una tradizione di questo genere fantastica che è esportato nel mondo come western, non lo fa più nessuno, si fanno solo commedie sul presente, molto pigramente ripiegate sul presente. Allora raccontare una storia, una favola nera, veramente spaventevole, perché se non fosse spaventevole non valeva la pena, perché io abbiamo già dei precedenti di film, lei ne ha citato uno, che sono entrati un po' nell'immaginario collettivo, insomma, quindi non possiamo abbassare l'asticella, dobbiamo rimanere abbastanza alti, e quindi questo tipo di progetto si propone di ricandidare un territorio, e quindi non a caso abbiamo l'appoggio anche dei poteri locali, abbiamo l'assessore, non solo. Questo Lio Piccolo, devo dire che è un centro che già una parola Lio Piccolo, il nome mi aveva sempre sedotto e affascinato, l'ho trovato abbastanza probabile, abbastanza emarginato da quelle che sono le influenze della cultura del presente, per poter accogliere una storia dove c'è ancora il demonio, perché il diavolo adesso è stato cancellato da tutti, persino nella Bibbia non lo citano più, il Papa non parla più di inferno, nessuno parla più di inferno, noi da bambini si terrorizzava. Al fratello pluripremiato Antonio, che ha prodotto tutti i suoi film, abbiamo chiesto che vantaggi può trarre il territorio che sceglie di finanziare, come in questo caso ha fatto la Regione del Veneto, un'opera di un regista del calibro di Avati. Il cinema è un volano dell'industria locale e gli americani ci hanno insegnato con le varie film commission, con le varie, nei vari stati, c'è la film commission della città e c'è la film commission addirittura dello Stato, quindi è un modo per incentivare non solo la bellezza e le possibilità del territorio, ma per portare lavoro, perché quando un film si trasferisce con una troupe, con degli attori, con una serie infinita di esigenze che può avere un film in una regione o in una località, è chiaro che muove un sacco di attività e di conseguenza anche un sacco di denaro. Tanti ragazzi giunti a Rovigo da tutto il Veneto che sognano di entrare nel mondo del cinema e dello spettacolo.
Eleonora Buratti, responsabile del casting, ne ha curato l'aspetto con pettinature anni 50, mettendoli a loro agio prima della grande prova. Abbiamo deciso di pettinarli anni 50 e quindi io ho cercato cercavo la brillantina Linetti in realtà, però purtroppo non l'ho trovata, però comunque ho trovato la brillantina mi hanno assicurato che è quella di Elvis Presley, per cui chiaramente siamo in tema perfetto, i ragazzi si sono molto divertiti, li ho ingelati tutti, li ho impomatati tutti, poi ho chiesto alle madri se volevano farla permanente e adesso cambierò lavoro, insomma. Il primo Ciak è previsto nelle campagne circostanti il capoluogo il prossimo 23 luglio. E adesso il basket veneziano con la Reyer che riparte con la nuova campagna abbonamenti per la nuova stagione 2018-2019, il presidente Casarin che si dice fiducioso per una nuova combattiva stagione. Vediamo. La Coppa in primo piano ricorda la stagione importante e vincente, visto il risultato conquistato in Eurocup per l'Umana Reyer maschile, ma ricorda anche gli altri obiettivi andati a segno, con una finale femminile, sempre di Eurocup, altrettanto storica, una semifinale scudetto maschile e femminile e le 7 finali raggiunte con il settore giovanile. Il basket veneziano tira le somme, già pensa alla prossima stagione con i completamenti in corso dei nuovi arrivi. I nomi sono già stati riconfermati, Marquez Sainz, Michael Bramos. Stiamo lavorando sul fronte italiani, come dicevo, perché non è facile, un mercato un po' complicato e avremo la necessità di trovare 2 giocatori stranieri nuovi che verranno a completare la squadra. Nuova stagione e nuovi cambiamenti per il campionato italiano maschile con il 6+6, quindi limitando l'innesto di giocatori stranieri che passeranno da 7 a 6 a vantaggio, per così dire, degli italiani. Lo sa bene Peric. Il discorso dei 7 stranieri ha cambiato un po' le carte in tavola e chiaramente abbiamo avuto la necessità di trovare una soluzione diversa, ringraziando Pero per quello che ha fatto in questi 5 anni. Quasi al completo invece il team delle ragazze veneziane. La squadra femminile invece ha già dato modo di essere quasi completata, manca solo una giocatrice e stiamo lavorando bene sul mercato per poter essere ancora protagonisti. Reyer che Conte alla mano si confronta anche con la crisi economica e si pensa a partite anche come momento di coesione sociale, specie per chi è rimasto disoccupato nel 2017. Ecco, abbonamenti con sgravi e sconti, pagabili in modo dilazionato con nuove formule pure per giovani studenti. Noi cerchiamo di agevolarli il più possibile perché ci rendiamo conto che effettivamente ci possono essere delle difficoltà economiche, però vediamo che rispondono molto bene. Il prossimo anno si riparte con una nuova grande stagione da campione d'Italia, assicura il presidente. Convinti che potremo divertirci insieme e vivere ancora emozione. E adesso l'appuntamento con la nostra programmazione, vi ricordo a breve, l'appuntamento con 20:10, ospite Andrea De Checchi, vice sindaco di Treviso. Bene, è tutto per questa edizione, il telegiornale termina qui, grazie per essere stati in nostra compagnia, ora vi lascio con le previsioni del meteo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo spiccatamente instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di mercoledì 11 luglio. Sul Veneto condizioni di tempo molto instabile. Sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata rovesci e temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' ovunque. Fenomeni in lieve attenuazione entro la nottata. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 22 e 27 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà piuttosto perturbato con temporali frequenti, localmente anche di moderata intensità, lieve miglioramento entro la nottata. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi circa. Del tutto simile la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche qui sono attese precipitazioni diffuse sin dal mattino con fenomeni localmente anche di moderata intensità. Fenomeni in attenuazione tuttavia col passare delle ore. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 25 e 29 gradi circa. Per ora è tutto. Un saluto dal meteo di Antenna 3.